A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 27 marzo e prima corsa per cavalli di 4 anni riservata ai gentleman. Fernandel Mic, For Love You, Friulano Jet, Furia Capar, Forza e Onore GPD, Feedback in prima fila, Ford AS, Fiammingo, Fragoroso Gall, Fulmine SM in seconda. I favori sono per For Love You, Otello Zorzetto numero 2, controfavorito Feedback numero 6. Macchina che accelera con inizialmente la velocità di Furia Capar che cerca di sopravanzare senza riuscirvi, però il leader che si getta di galoppo e così esce di scena il Numero favorito 2, For For Love Love You You, ed squalificato. è Furia Capar che ha conquistato la testa nei confronti di Forza e Onore GPD. Primi 200 in 15,3 e ora all'esterno c'è la risalita di Feedback che dopo 400 metri in 31,5 arriva a ridosso di Furia Capar e va ad incalzarla. A contatto rimane Forza e Onore GPD, poi Fernandel Mic e i primi 600 vengono completati nell'ordine del 47,8. Passaggio davanti alle tribune con ora Feedback che attacca con decisione, ribatte però Furia Capar, ha contatto sempre i numeri 5 e 3, vale a dire Forza e Onore GPD e Friulano Jet, poi gli altri in varie pariglie. Il giro di gara se n'è andato in 1-2-8 con un 31,3 di secondo quarto, continuano a guidare i due Numero appaiati. 8, Fiammingo, Squalifica per squalificato. Fiammingo, 1,18 secco il passaggio al chilometro, a contatto rimane anche Forza e Onore GPD. Intanto Feedback dà un primo attacco a Furia Caparra a 450 dalla conclusione, mette qualcosa davanti all'avversario che però si difende con la curva e rientra all'avversario. I due sempre tallonati da Forza e Onore GPD. Quando siamo al completamento della piegata insiste ancora Feedback su Numero Furia 9, Capar che Fragoroso prova a Gall, ripartire. squalificato. Nuovo attacco di Feedback che nel finale prende il sopravvento e viene a vincere chiaramente sullo stesso Furia Capar, mentre al terzo finisce non discosto Forza e Onore GPD. 1,16, prova di forza di Feedback che fa la terza consecutiva così. Evita Smorgon in sediolo che guida con tanta fiducia e con ragione, perché alla fine per battere Furia Capar ha dovuto impegnarsi a fondo e soltanto negli ultimi 50 metri riesce a passare decisamente. Feedback dunque evita Smorgon per conto di Babbo Marco e della scuderia Trotto Italia.